Sì, prego. Salviamo Gela e difendiamo il nostro territorio. Poi diciamo addio al turismo, che questo è quello che abbiamo detto. È l'essenziale? Sì. Il Teos ci spazierà via. Allora ragazzi, in bocca al lupo, buon corteo. Ciao! Un saluto al blogger Galanti. Voglio essere pigliata, signor? E che video è? Ah, YouTube! Ah, in America sono... Una bene. Vabbè, è in America. Un saluto. No, America! Ma perché no, a Cuba. Internet. Internet. Ma lei, sta cosa de pale? Quale? Sta cosa de pale eoliche. Lei ha canuscia, sa? No. A mettere, sape, il ventilatoio gigante. Chi ti bianchi? Che fa una corrente. corrente. No? Perché? E l'hanno a mettere per fare la corrente. Ah, alla meglio. La vale meglio, la visualità rovina la visualità. Perché dice che sono bella. Oh Mario, non se ne va tutta perduta tu muore. Certo, non si vede più. Non Ma si vede più, sì, cioè, sì, è un peccato, strumento tu picchi, è un peccato che stanno facendo. Che cosa considerano? Devono dare il lavoro, perché noi vogliamo il lavoro, io lavoro, però ci sono persone che stanno morendo di fame. Grazie signora. Arrivederci. Allora non la pigliare o cubo. Su internet, do cubo, esatto. Lei Internet. se ne va su internet. Internet. Qualche nipote, No, cosa. nipote c'hanno E internet. ci dice manifestazione chissà che no peos. Ora Dopo no, non Galanti. scrivono, ma non mi scordo. Questa guarda così parla, lo può mannare. Andiamo a lì, Non ti togli. Ma guarda, buono sta. E come ti togli? Acca, dire che lei deve sapere. È il contrario, però se... Perché ti sta puzzando? Occupa. No, no, è perché è girato. Ma poi... Sì. Sapere. Sì. Sapere. Ah, scrivimi, sa. Allora. Oggi mi vedo Certo che ci sto scrivo. cubo e io col cubo. Ciao signora. Sì, è mia. Con chi manco dei paleole che c'è bisogno. È vero che manco dei paleole. C'è la manifestazione contro le paleoliche. Lei conosce paleoliche? Chi dice che fanno i ventilatori giganti che fanno una corrente? Dici che non ci rompono le cazze e le levano tutte queste cose. Ma infatti i vogliono luvare. Perché non si vede mare. Non è meglio. Eh sì, stanno luvare, ora forse se i levano. Grazie, buongiorno. Prima di mattina, i levano, già i luvano. Lore, chi c'è a dire? Va dai, sei favorevole o contrario a questo? Contrario? Ma non so neanche ancora di che cosa si tratta. Ha visto? Bene, la signora ci ha distratto un attimo. Non è colpa d'Alfredo, però meritava un po' di distrazione la signora. E ci siamo persi, diciamo, lo svincolo, che dovevo prendere lo svincolo e ce lo siamo persi per ritrovarci di nuovo davanti. Croce Rossa. Maria!
77 per manifestare per la propria città, per il proprio territorio, per Gela. Oggi qui le istituzioni unite di tutta la costa per dire no al parco eolico offshore, questo progetto che deturpa il paesaggio storico, il nostro territorio, la nostra storia. Appena in tempo. Grande mitico. Che non essendo un patrimonio archeologico unico al mondo, basta con questi scempi, basta con deturpare il nostro paesaggio storico, difendiamo la nostra città, difendiamo la nostra terra, unitevi alla manifestazione, non siate differenti, difendete la vostra città e la vostra cultura. Ma siamo fermo, mi scaccosate? Scusa te! Ah no, no automobili in città qua. Ah no automobili in città qua. Manco che bicicletta, niente. Ma no traffico cittadino quando fanno? Mai, Totò? Oh, fammi un colpo, Contro l'installazione di questo parco eolico offshore che deturpa il paesaggio di tutta la nostra storia.
che non sono voluti dai cittadini, dalle istituzioni. Oggi qui presenti le amministrazioni di Gela, di Budena, di Rigata, di Palma di Montegliano, di Rispetto, tutti i cittadini uniti qui a Gela, pensiero a questo patriottico la nostra cultura con questi scelti sul territorio. Prima che si sparda la batteria, dimmi qualche cosa. Difendiamo la bellezza, il paesaggio, la cultura, il futuro dei nostri figli. Il Golfo di Gela dice no allo scempio. Viva l'arte e la cultura. Non è che sono contrario a questa manifestazione, anzi. Quando hanno fatto la battaglia contro la centrale a carbone, sai che cosa si bruciava? Si bruciava carbone fossile, sì. Cioè carbone naturale. Sì, che... L'Enel allora ha finanziato questi movimenti affinché la centrale a carbone non venisse fatta. Siccome il petrococco era un rifiuto allora, non si poteva bruciare, allora hanno utilizzato la classe politica di allora affinché si faceva la centrale a carbone. Però se dovevo fare una scelta ecologica fra una centrale a carbone con carbon fossile e fra un petrococco radioattivo e con tutti i sostanze... È meglio la centrale al carbone. La centrale al carbone è una speculazione solo politica, perché chi dice no deve dire un'alternativa, tipo i pannelli solari su tutti gli edifici pubblici, i fotovoltaici. E perché così ne usufruirebbe il cittadino. Bravo. Da qua si capisce che c'è una speculazione solo elettorale, non è una questione che dice noi non vogliamo per chi è, però abbiamo un'alternativa. Tutti studenti su, questa cagliara a scuola. Certo, questa è una manifestazione contro... Quello che quando usavano te. Sì, bravo. Per me non rovina nessun baronama. E poi... non solo, stanno speculando, perché quando si dice no a una cosa bisogna avere le alternative alle cose. Andonuzzo, posso... anche lei no? No cosa? No, Pale? Evidentemente non ne so molto a dire verità, nel senso vorrei informarmi meglio. Quindi è qui solo per informarsi? No, qua non so se stamattina francamente sia la possibilità di informarci. Certamente è positivo che la gente si interessi, diciamo, magari se si riesce a approfondire meglio. Ma lei le pale le vuole o non le vuole? Guardi, a livello personale direi che io non le voglio le pale, nel senso immediatamente così mi darebbero fastidi alla vista. Bisogna però capire siccome producono energia, l'energia è fondamentale per vivere. Il futuro è lì, diciamo, solo che magari stanno incominciando a prescindere da dove viene l'energia è importante. Se non c'è l'energia non facciamo nulla, non possiamo né vedere televisione né riscaldarsi o rinfrescarsi. E manco registrare. Appunto. Il problema è vedere questa energia che è necessaria, che costi sociali deve avere, però per capirlo appunto è meglio avere dei dati da confrontare, perché immediatamente, ripeto, l'istinto mi fa dire anche a me di no, però se ci sarà la possibilità di siccome gli unici motivi che ho sentito io su troppo vicine e rovinano la fauna, sono due motivi che non è che c'è da aspettare per valutare, cosa c'è da valutare? Lei che ne pensa, vo o ne vo? L'energia del carbone, l'energia del sole o del vento, non c'è dubbio che l'energia del sole e del vento è da preferire, no? Quindi siccome l'energia è un problema logico, siccome l'energia è necessaria, l'energia del sole e del vento è certamente migliore in qualità per la qualità dell'aria che respiriamo, del carbone, e quindi sarebbe bello avere più informazione per decidere. Tutto dai. Ok, fatto bene. Dai, fallo fare. Fatto bene. O uscia Sarvano? Uscia Sarvano? Sì. Vabbè dai, adesso tu ripigliai. Già faccio. A te pure ti ripigliai. Ma non mi ripigliai. Da destra. Ma che dice? Ma invece dopo dice? C'è telecamera? Di dietro però sta riprendendo. Quello è tutto il sistema di telemetria. Ah, chi c'è? Telemetria? Un russo è davanti. La telecamera è davanti. Però così non l'ha messa a fuoco, non so se è funzionato la telecamera. Sì, funziona. No, la sua. La sua. Siccome ci ha visto troppo vicino. Ma vedi che agevole. Funziona. Sì, ti sei attrezzato alla gara, poi ti cantaste pure la valigetta, visto? Questa me l'ha data lui, ovviamente. Sì, vabbè, ma Fabio
Ti ha dato le Com'è, fa nero? Scorta. Certo, vabbè, ma tutto così, o vedi che 1500 euro costa. Realmente viene poi prospettato meccanici la perpetrata violenza contro questa città, contro questo territorio, e non si capisce il perché. Le pale eoliche, quel famoso, saranno dei puntini lontani nel mare, in realtà non sarà così, perché la distanza è veramente breve. Allora la necessità di alzare la voce, la necessità di fare insomma gruppo con i cittadini che hanno ben capito e sposano questa iniziativa di protestare. È a comando vocale. Però solo con me. Solo con la tua voce. Al limite io gli devo dare l'ordine, che gli devi dire? Allora, aspetta, io ti do 3 secondi di ordine e tu per 3 secondi lo puoi pilotare. Allora, per 3 secondi fatti pilotare da questo. Ciao Gela, manifestiamo per il parco contro il parco eolico. Va bene. Saluti. Torna a me, torna a me. Corrado Passera, non si preoccupi. Non si preoccupi. No, prima che si spara la batteria facemmo i cartellone. Ma doppio poi, spero. Vediamo come sembri. Oh ragazzi, comunque io sono favorevole, E finirai il pasto ai pesci. La puliata. A voi la linea in studio. Aspetta che Shanghai. Dottore Fava! Dottore Fava! Ma là ancora vivo, Ah, bene. Sono stato... Cai, già te mano là. Sono stato alla manifestazione Nopeos. Ma... tanti giovani. Solo giovani. Solo studenti praticamente. Sì. Però Omar non lo so. Un novit. Forse aveva le... magari aveva le scarpe corte. Sì, sì. Vabbè ragazzi, sto salendo. Ciao, ciao, a voi la linea studio, Ciao.